E a oggi posso dirvi che abbiamo in totale eseguito 2803 tamponi complessivi sul totale tra operatori e ospiti di 7300, quindi stiamo procedendo rapidamente. Anche domenica noi abbiamo proceduto a fare tamponi in 4 case di riposo, questo per dirvi che il lavoro non si ferma ed è 7 giorni su 7. Questi i dati presentati in una conferenza stampa via social dal direttore generale dell'ULSS 6, Domenico Scibetta. Sono 4 i focolai presenti nelle case di riposo che preoccupano l'azienda padovana, Galzignano, Monselice, Merlara e la casa di riposo Altavita Ira a Padova. 272 positivi, di cui circa 200 tra gli ospiti. Oltre alle precauzioni che vanno tenute, l'azienda uganea ha fatto partire un'equipe che fornirà supporto alle realtà più colpite. Costituito un nucleo permanente di operatori sotto la guida di un direttore delle cure primarie, un nucleo costituito da medici, da igienisti, da assistenti sanitari, da esperti esperti igienico-sanitari che operino a supporto delle case di riposo. La situazione emergenziale ha dunque previsto una limitazione degli accessi ai parenti e la compartimentazione interna nelle stesse case di riposo. Questi i primi provvedimenti presi per limitare il più possibile il contagio, uniti alla pratica dei tamponi ad ospiti e operatori. L'assistenza alle case di riposo resta sempre alta, sottolinea Scibetta, come lo è sempre stato. Tutte le volte che da qualunque parte del territorio è stata evidenziata la necessità di cure ospedaliere, c'è stata sempre una pronta risposta. Abbiamo organizzato, come dicevo, un ospedale Covid, per cui le domande rispetto a una necessità di cure intensive o semi-intensive o di semplice o di ricovero ospedaliero sono state sempre tutte soddisfatte.